Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo di questa bellissima partita tra Tremme Lupi e Atletico Monreale. 2-2 risultati, come potete vedere dal nostro tabellino. Una partita scoppiettante. Il primo tempo infatti verrà caricato nelle prossime ore per consentirvi anche di recuperarvi il primo tempo, ma nel frattempo c'è spazio per il secondo, perché il pallone verrà giocato per primo dalle Tremme Lupi con Girgenti che si appoggia adesso su Riccobono. Scalavino. Riccobono. Scalavino. Palla di ritorno, ancora Scalavino sul secondo palo. Costanzo blocca immediatamente, fa ripartire i suoi con Antra. Poi si ferma su Scalavino. Poi gira palla da parte dell'Atletico Monreale. Mariolo. Ecco Pellegrino, palla di ritorno, sempre pallone incollato sul suo mancino. Tenta una giocata, poi si appoggia dietro. E poi le finte di Anitra con la suola. Ha tentato di passare in uno spazio veramente molto complicato. Riccobono. Delisi cerca Girgenti, non lo trova. Si scusa con il proprio capitano di oggi, infatti ricordiamo come la fascia cambi praticamente da giornata a giornata. Mariolo. Lupo per Anitra, c'è dall'altra parte Pillitteri. Anitra può cercare la porta, poi prende in pieno Riccobono, poi sbaglia sul retropassaggio, ma riesce comunque a servire Scalavino. Palla anche per lui sbagliata, poi il tacco, il rimpallo, ma poi allontana Riccobono, poi si cerca la porta. Costanzo la carezza con il petto, forse cerca anche la conclusione, invece no, perché vede dall'altra parte poi Anitra che cerca anche un dribbling, forse di troppo questa volta. Il numero 7 che più volte ha fatto vedere notevoli capacità di dribbling. Questa volta però non è andato bene al numero 7, che sta sicuramente giocando come uno dei migliori in campo. Nel frattempo cerca anche un diagonale potente con il piede sinistro, senza però trovare la via del gol, perché ancora una volta comunque Tripoli era ben messo. No, è messo meglio. Scalavino. Grande giocata di Scalavino che può puntare la porta. Scalavino! E poi Toni Costanzo la leva probabilmente sotto l'incrocio dei pali, però c'era Girgenti che probabilmente da lei avrebbe chiesto e voluto un pallone a secondo palo che solitamente Scalavino gli dà, ma dopo questa grande giocata Scalavino ha fatto forse anche bene a cercare la porta con l'esterno. Palla a secondo palo di Delisi. Mariolo ancora una volta a mettere una pezza. Una buona partita da parte del numero 5 che ha trovato il gol e lo ha sfiorato invece prima, con una conclusione poi deviata da Tripoli. La seconda volta invece è stato più fortunato, perché Tripoli ha commesso una leggerezza difensiva che ha portato infatti a buttarsi praticamente lui stesso il pallone dentro la porta. Insomma, il re non da lui. Pellegrino ha lo spazio con il tacco, la lascia lì per Mariolo, si allarga il gioco. Ecco Anitra sempre molto elegante, ma sbaglia il tocco, può ripartire Delisi, il pressing, poi in Pellegrino che si impegna per tenere il pallone in campo, ci riesce pure Pellegrini al centro, poi Tripoli allontana, poi Mariolo cerca una conclusione, deviazione e poi rimane giù in questo scontro fisico con Delisi. Si trattava di Lupo, che però non dice nulla al suo avversario, rischia molto. Poi Delisi centrale, Girgenti lascia lì per Scalavino in mezzo a due. Scalavino, solita giocata contro più maglie biancorosse, poi cerca Riccobono la punta, essere molto complicata. Scalavino ha subito anche un fallo, probabilmente, ma detto che era molto vicino, non l'ha ravvisato. Mario Anitra per Mariolo, dall'altra parte c'è Pellegrino ma non viene servito, poi si inserisce il 27, palla su Anitra che allarga molto bene per Lupo che guarda la porta, può tentare la conclusione, poi Pellegrino l'aggancia, Pellegrino attende forse i compagni, Pellegrino allarga, palla di ritorno ancora una volta su Pellegrino, ma Scalavino si mette in mezzo e dà fastidio al 27. Poi rilancio di Riccobono a cercare Delisi, e poi Toni Costanzo addirittura in scivolata. Scalavino lotta a centrocampo, la palla è ancora lì, ritmi altissimi con Atica con la punta. Ci ha provato il 7, che sicuramente è uno dei più cercati da parte dei suoi compagni. Poi
il calcio d'angolo tentato, battuto con una deviazione. Tempo fuori Denisi. Rientra Salvaggio che sta comunque giocando bene. Pellegrino si gira, vuole il sinistro, si complica un po' troppo la vita. Poi Mariolo alza il pallone, Anitra non riesce a controllarlo. Scalavino con la testa, quel tocco di Riccobono. Adesso Salvaggio che prova la velocità, si ferma su Pellegrino, lo salta. Salvaggio, poi si allunga il pallone, però il direttore di gara ferma il gioco perché c'è stato un intervento irregolare in precedenza. Poi stretta di mano tra i due, dunque calcio di punizione. Comunque, iniziamo a sterno, se volendo troppo va bene, Mario, bravissimo, Mario, tranquillo. Dov'è il signore? Non sono io, signore. Nel tempo sul punto di battuta c'è Riccobono che difficilmente andrà sulla potenza, infatti cerca un passaggio preciso su Scalavino. Girgenti cerca la porta sul palo, la mano di Tony Costanzo che poi dice anche al direttore di gara di averla toccata. Tanto per Salvaggio, ma nel frattempo il gioco era fermo perché si aspettava il fischio per il direttore di gara, però Salvaggio ha comunque fatto un errore incredibile sotto porta. Girgenti poi restituisce il pallone sportivamente all'Atletico Monreale. Oh, posizione, oh, dai. 1, 2, 3. Sali, Cerca il dribbling Anitra su Scalavino. Più volte abbiamo visto questo scontro, ma molte volte Scalavino ha avuto la meglio e anche questa volta. Mariolo con la suola, lascia il pallone. Poi Mercurio, palla di ritorno per Mariolo. Esce Tripoli con molta attenzione. Dunque rimessa laterale per l'Atletico Monreale che rimane comunque in zona d'attacco, nonostante gli attacchi maggiori siano da parte della formazione in maglia verde. Mariolo vuole il mancino, poi si appoggia con Anitra che cerca l'imbucata al centro, non trova però la giusta deviazione. Siamo su. Fatta rimessa laterale intanto in zona difensiva. Riccobono allontana il pallone a cercare con la testa Girgenti che la controlla. C'è Mariolo che lo insegue, ma Girgenti non prova il duello perché la palla termina fuori. Dunque rimessa laterale che viene battuta rapidamente da Pellegrino verso Mariolo col tacco. Pellegrino la controlla con la sola, lotta contro Salvaggio che commette fallo. Non è d'accordo Girgenti. Giochiamo, dai! Pellegrino per Mariolo. Direttore di gara che più volte ha sanzionato interventi fisici. Intanto Pellegrino, palla perfetta per Anitra che poi si divora il gol, ma l'ultimo tocco è di Riccobono che poi chiama e alla riscossa tutti i suoi compagni. Ma che palla di Pellegrino col sinistro a trovare Anitra. Poi Riccobono tocca la palla, ma non è l'ultimo perché l'ultimo a toccare è proprio Anitra, perché infatti viene concessa una rimessa dal fondo, il giocatore nemmeno si lamenta. Dunque la decisione è stata sicuramente corretta da parte dei direttori di gara. Mariolo mezzo al 2, Mariolo allo spazio, potrebbe calciare, cerca il taglio, non arriva. Poi Scalavino che cerca anche un calcio di punizione, non arriva. Salvaggio prova il tunnel, non riesce. Poi sguscia via Mercurio in mezzo a 2. Poi termina la palla fuori, mette a toccare proprio il giocatore in maglia 4. Salvaggio attacca la porta con la punta e Costanzo questa volta chiama una delle sue migliori parate. Ritmi veramente altissimi. Sono passati 8 minuti, ma la gara è veramente aperta a tutti i risultati adesso. 2-2 per chi si fosse sintonizzato in questo istante. Canali di Sport Isoli. Scalavino, c'è il taglio di Salvaggio. Riccobono cerca e lo trova adesso, però il giocatore si era fermato, non aveva creduto probabilmente nel taglio da parte del difensore. Nel frattempo ancora panchina però per Roberto Terranova. Nel frattempo vi raccontiamo le parole di Tony Costanzo al giovane Mario Pellegrino, dicendogli infatti testualmente: se ce l'hai calcia. Dunque sta cercando forse di caricare il proprio compagno perché sa quanto possa far male con il suo sinistro.
forse vuole che il giovane lo provi, perché si può trovare il gol anche da una giocata così. Si gira, cerca la conclusione qui Mercurio, poi l'anticipo perfetto di Riccobono che capisce tutto in anticipo, poi Pellegrino ancora vuole la giocata, si complica un po' troppo la vita e la palla termina anche fuori dopo un ottimo anticipo sul suo avversario, poi viene portato all'uscita da Riccobono e compagni. Nel frattempo cambia ancora. Messi malissimo, là non è nessuno. Perché rientra in campo Ferdico, qui tocca la palla per Riccobono, Scalavino. In campo anche Di Girolamo, autore di 2 gol. Guardalo! Scalavino col tacco molto elegante, Ferdico la porta sul sinistro, poi cerca i compagni al centro e allontana questa grande diagonale. Pillitteri, autore del primo gol. Scalavino intanto può cercare la porta, rientra, vuole il destro, chiude perfettamente Mercurio. Tripoli su Scalavino. Ecco Riccobono. Quindi Scalavino, tacco, Riccobono, si inserisce intanto il tecnico giocatore del Tremmelupi. Di Girolamo, controllo, perfetto, Scalavino vuole illuminare il campo del Trem, ci riesce, Scalavino con il destro, casca giù, chiede anche un calcio di punizione, Tricarea però non dà nulla. Tempo si riparte con una rimessa dal fondo con Costanzo che si appresta a battere. Pellegrino di prima. Ecco Mercurio, la giocata. Mercurio, Pellegrino, ancora Mercurio, può calciare, si complica un po' la vita, poi riesce a trovare il passaggio sul compagno. Mariolo prende in pieno Mercurio, poi Pellegrino con la punta addirittura torna direttamente da Costanzo, che forse ci pensa un attimo e calcia. Ci ha provato. Poi Mariolo chiama un po' a sé i suoi compagni chiedendo perché quei movimenti che venivano richiesti dal centrale numero 5 non siano stati fatti. Intanto Scalavino sulla fascia destra prova a calciare con potenza, non la tocca questa volta Costanzo, che però sembrava ancora una volta essere sulla traiettoria. Pellegrino, Pillitteri, Mariolo, Pellegrino centralmente, si gira, Mercurio cerca il taglio, poi l'ultimo tocco, poi si prende anche una brutta botta il giocatore 3 minuti, intanto Di Girolamo cerca il primo palo, non serve il compagno Scalavino, ma nel frattempo c'è un fallo che è stato comunicato da parte di direttore di gara perché è rimasto a terra. Adesso si rialza praticamente tutto. Dobbiamo calciare, ragazzi. Perché Ferdico aveva preso una botta abbastanza dolorosa sullo scontro con Mercurio. Nel frattempo è entrato in campo Anitra. Qui vediamo con la maglia numero 7 Mercurio entra in zona di rigore, poi scarica sul compagno, palla di ritorno e l'ultimo tocco è di Riccobono. Dunque 2-3 per l'Atletico Monreale che si riporta in vantaggio con questo risultato, questa azione, la triangolazione da parte di Lupo e Pillitteri con l'ultimo tocco che non è di un giocatore biancorosso, ma va bene lo stesso per la formazione ospite, perché l'ultimo tocco di Riccobono è comunque sulla porta di Veta dei Tripoli. E di conseguenza 2-3 risultato, e adesso forse nel momento migliore delle Tremmelupi a colpire è proprio l'Atletico Monreale, che più volte nel primo tempo si è fatta vedere dalle parti di Tripoli, ma più volte lo ha graziato. Questa volta invece trova la conclusione corretta, quella giusta del gol, senza però forse dare nell'occhio per la spettacolarità delle azioni, perché nel primo tempo l'Atletico Monreale ha veramente creato tante occasioni, ma più volte non è riuscito a trovare il gol. Questa volta forse con l'azione forse meno lampante trova il gol del vantaggio. Intanto Deli si è appena entrato, lotta Pillitteri, adesso un 2 contro 1, potrebbe trovare il doppio vantaggio. Ecco Mercurio, palla ancora al secondo palo e poi la tocca Scalavino, che questa volta non come Riccobono la butta fuori questo pallone, ma chiaramente molto sfortunato il centrale in precedenza. Poi Mariolo, deviazione. Nel frattempo Scalavino vi segnaliamo come
si sia posizionato come centrale difensivo, dunque al posto proprio di Riccobono, che era forse anche in debito d'ossigeno, con Delisi che invece gioca come laterale. Scalavino la tocca, Di Girolamo, ecco Scalavino. Ferdico, le finte, passa su Anitra, ancora Ferdico, calcia, scivola anche giù. Poi si riparte velocemente con Mercurio per Anitra, ancora Ferdico, poi Di Girolamo fa un grande intervento, vuole il sinistro, casca giù, calcio di punizione di tutta la furbizia da parte dell'attaccante che ha già trovato 2 gol ma ha ancora fame per la tripletta, perché qui fa guadagnarsi un calcio di punizione molto importante, va ben 2 difensori davanti, uno dei due quali Mariolo, che è sicuramente uno dei giocatori più importanti per la formazione bianco-rossa. Nel frattempo calcio di punizione, Scalavino sta guardando la porta e chissà che non calci, perché da lì uno col suo piede può veramente trovare la traiettoria, è difficile da prendere. Scalavino intanto trova una traiettoria, ma trova soprattutto la schiena di Anitra, che quindi interrompe. Scalavino ancora con la punta, sempre Anitra. Di Girolamo si gira ancora e lo fa benissimo, perché fa leva, fa perno sul piede sinistro, si gira e conclude con potenza. Questa volta non trova il gol, ma da una circostanza simile è arrivato il gol della scorsa partita contro il Real Sicilia, dunque una giocata che più volte tenta l'attaccante. Nel frattempo piccolo break, risultato come potete benissimo leggere dal nostro tabellino, di 2-3 di vantaggio per Atletico Monreale. Un piccolo momento di pausa con mister Zapparata che sta dicendo qualcosa ai suoi ragazzi, ovviamente nel tentativo di spronarli a dare sicuramente di più in questi ultimi minuti. Mancano veramente tanto ancora, circa 14 minuti di gioco. Tanto si disseta invece dall'altra parte Mariolo, che sta parlando, forse anche per dare continuità al discorso precedente, in cui si era abbastanza scosso con i suoi compagni, in cui diceva che forse i movimenti erano veramente pochi, e infatti Toni Costanzo lì tentò addirittura la conclusione dalla porta, chiaramente molto complicata. Nel frattempo vi ricordiamo l'appuntamento delle ore 22, sempre sui nostri schermi, sempre su Sportissimi, il match tra 3M Calcio a 5 e Real Sicilia, prima contro quarta. Ma sicuramente oggi in questo scontro tra 3M Lupi, Atletico Monreale, seconda contro terza, non ci stiamo annoiando. Pellitteri, Mariolo con la suola, si appoggia nuovamente dietro. Lupo, le finte, buona qui la sua giocata. Pellitteri, sempre da Lupo, c'è largo Anitra, ma non lo serve. Butta via il pallone. Ecco Scalavino, Delisi, Ferdi, Scalavino, Di Girolamo, l'accarezza con la suola, poi si appoggia, ancora Ferdico, potrebbe fare il dribbling sul Lupo, poi si appoggia, Delisi in mezzo a 2, casca giù ma tutto regolare. Anitra cerca il compagno, lo trova Pellitteri, c'è il secondo palo del suo compagno, non lo serve, va davanti la porta e non sbaglia il tap-in del 2-4, il gol da parte di Lupo, che quindi firma il poker per Atletico Monreale. Questa è una grandissima azione ancora una volta, perché prima recupera palla in fase difensiva, poi si butta in avanti e va proprio lui a rifinire. Dunque il risultato di 2-4 adesso forse un po' meritato per Atletico Monreale, che dopo il gol non aveva concesso nulla in fase difensiva, ma stava cercando di attaccare sempre di più e trova anche il gol del poker. Questa grande azione, intanto Scalavino tenta una giocata fuori dal comune, prima passa in mezzo a 2, poi con la punta becca una traversa, ma qui soltanto sfortuna, perché se avesse trovato il gol chiaramente staremmo parlando di uno dei gol più belli del torneo. Dovremmo veramente riguardare tutti i video forse per vedere se effettivamente ce ne sia stato uno migliore, ma siamo sicuri che quello di questo qua eventuale di Scalavino sarebbe stato
almeno in top 3. Intanto Di Girolamo e super Toni Costanzo che si è girato nuovamente facendo piede perno sul destro, quasi una giocata cestistica da parte dell'esperto attaccante. Anitra cerca il controlla con la coscia, molto sfortunato, era anche complicato. Ancora una volta intanto Di Girolamo ha cercato di sfidare Toni Costanzo, lo ha già battuto 2 volte, ma la terza è veramente difficile. Oh, è fallo! Delisi rischia molto. Buona! Di Girolamo cambia tutto. Girgenti, Delisi, magia, cerca il sinistro. E qui forse se avesse servito il compagno probabilmente una un'azione differente. Il dribbling Anitra col sinistro, Tripoli perfetto. Poi Delisi si infuria con il direttore di gara che dava un tocco che però è stato ravvisato. Poi l'ultimo tocco di Matteo Lupo del gol del 2-4 che al momento sta decidendo la partita. Scalavino si scontra con Anitra, poi Scalavino getta il pallone fuori anche perché ha sentito le urla da parte del giocatore in maglia numero 7. Entra infatti anche la dirigenza dell'Atletico Monreale. Nel frattempo grandissimo gesto di sportività di Scalavino che nonostante il risultato comunque si è subito fermato andando a gettare palla fuori. Questo chiaramente è un gesto bellissimo da vedere che noi sicuramente lodiamo, quindi tanti applausi per Scalavino che oltre ad essere un grande giocatore è anche una grande persona. Vedere qui infatti che nonostante la superiorità numerica si è immediatamente fermato. Queste sono immagini che vogliamo vedere sicuramente in ogni manifestazione sportiva. Nel frattempo il gioco si è ripreso con Ricco Bono. Scalavino, il dribbling tentato con la sua, sempre Scalavino, allarga il gioco molto bene. Girgenti cerca il secondo palo, l'inserimento di Di Girolamo che però non è arrivato. Ancora una volta buona azione da parte della formazione di casa, sempre innescata un po' come se fosse un pacemaker in questo caso. Francesco Scalavino. Mario rischia tanto sulla pressione di Girgenti, riesce comunque a passare. Adesso Lupo, mezzo a 2, riesce a servire i compagni. Pellegrino allarga il gioco, guarda la porta, Pellitteri e poi Tripoli, ancora una volta Pellitteri, cercando una conclusione forse di rabbia da parte delle 19 che voleva trovare ancora una volta il gol come nella prima circostanza. Infatti è stato proprio lui a sbloccare la partita, il gol dello 0-1. Girgenti si allarga molto, si ferma, Marino non schiera il tackle, poi Scalavino, Di Girolamo col sinistro e sul destro, poi sbaglia tutto perché non è il suo piede. Pellegrino si ferma. Lupo, poi sbaglia il tocco Scalavino, Girgenti e Mariolo mette una pezza, anche più di una pezza probabilmente. Se avesse sbagliato probabilmente sarebbe stato un 2 contro 1. 2 giocatori verdi contro Toni Costanzo in quel caso. Ricco Bono, anche alza pure il pallone. Salvaggio. Scalavino. Salvaggio. Cerca i compagni. Deviazione. Palla in calcio d'angolo. Minuto 23 di gioco. Mancano dunque 7 minuti. Poi sarà fine partita. Ma ricordiamo l'appuntamento alle ore 22 perché il match tra 3M Calcio 5 e Real Sicilia verrà trasmesso come sempre in esclusiva sui canali di Sportissimi. Mariolo allontana il pallone quasi cercando addirittura la porta. Tripoli blocca senza alcun problema. Scalavino prova la sua solita giocata che prima finta sull'interno poi si allunga in velocità sul destro. Scalavino cerca il pallone per Girgenti che con un po' di fortuna riesce ad arrivare e calcia primo palo, chiude però Toni Costanzo, non la tocca nemmeno perché la palla termina in out. Lupo riceve il pallone da Costanzo. Ecco Mariolo, sempre molto elegante con la sola, prova la giocata. Mariolo è molto veloce, ma non le salta tutti ancora. Mariolo con la punta e non trova un super gol Raffaele Mariolo, ma stava per combinare veramente un gol incredibile. Intanto Salvaggio, la pressione di Pellegrino sempre molto utile, di torno da terra riesce anche a compiere tunnel. Poi Pellegrino chiede una trattenuta che per il direttore gara non indica, dunque si riparte con Scalavino in velocità. Con la punta, tocca anche lui. Girgenti si può appoggiare dietro, lo fa Ricco Bono.
Scalavino potrebbe vedere l'inserimento, lo fa adesso Girgenti e poi Costanzo tiene ancora in piedi i suoi con questa bellissima parata. Sono sempre di 2-4, poi l'attacco da parte di Lupo, lotta contro Salvaggio, non lo vuole fare girare, l'ultimo tocco però è del Jotaro in maglia verde, dunque messa laterale in fase offensiva per dico Monreale con il Lupo che è una grande finta e quindi difficoltà due avversari. Ecco Mariolo, poi tenta l'aggancio Lupo che però non trova il pallone, ma era veramente complicato, il pallone di Mariolo era molto forte. Girgenti da spazio Mariolo, poi col tacco Salvaggio, Scalavino e ancora una volta Costanzo, micidiale come sempre, poi chiama i suoi compagni alla riscossa perché chiama di fare un po' più attenzione in fase difensiva perché effettivamente la conclusione è arrivata con troppa facilità adesso. Salvaggio, Riccobono, ancora Salvaggio, c'è il largo Girgenti, centrale Scalavino, ma lui va dall'altra parte. Adesso Scalavino riesce a passare, commette fallo Pellegrino, chiede comunque scusa. Scalavino sempre molto sportivo da accettare comunque. E poi il quinto fallo come ci indica il direttore di gara, dunque minuto 25, mancano 5 minuti dal prossimi falli per chiaramente la formazione del presidente De Simone, sarà tiro libero. Lo so, il piede buono ce l'avevi, a destra Mario, fermo. Sarà quindi calcio di punizione con Scalavino. Non schema, Riccobono, sempre Scalavino, cerca la porta e Costanzo si getta ancora una volta a levare questi palloni che poi Scalavino lo spazio, ancora Scalavino con la punta e sempre Mariolo che questa volta si sostituisce a Costanzo, non fa rifare nemmeno il pallone in porta. Riccobono, l'imbucata, sempre Mariolo super oggi, versione Superman qui per Mariolo. Mariolo, qui grande giocata, salta anche l'uomo, Mariolo salta tutti, rientra, casca giù, magia di Mariolo che poi conquista anche un calcio di punizione con Riccobono che dice di non aver toccato il suo avversario, ma Mariolo qui ha fatto veramente una giocata incredibile. Nel frattempo sarà calcio di punizione. Andrà Anitra che col sinistro potrebbe cercare la porta, ma c'è anche Mariolo che chissà che dopo aver conquistato questo calcio di punizione non voglia calciare. Infatti Anitra si allontana, quindi lascia la battuta al suo numero 5 che forse meriterebbe questa punizione dopo quello che ha fatto. Va Mariolo con la potenza ed era anche in porta, ma trova soprattutto Salvaggio che respinge dopo aver bucato Tripoli. Risultato dunque di 2-4. Ma Mariolo è andato veramente vicinissimo al gol. Intanto le urla di Mister Zapparata che chiede il pressing, sbaglia intanto Anitra, poi Scalavino che punta la porta sul sinistro e sul destro. Scalavino calcia, deviazione di Girolamo e poi il pallone che viene accompagnato all'uscita, ma ancora una volta pericolosissimo il Tremmelupi con la solita azione da parte di Scalavino che illumina il campo, però non trova il gol. Mercurio prova il taglio, c'era Pellegrino che stava arrivando, poi col tacco Scalavino, Riccobono, le finte di Salvaggio e chiude Pellegrino che forse ha qualcosa da farsi perdonare in fase offensiva, ma in fase difensiva ha retto anche abbastanza bene. Minuto 28, mancano 2 minuti. Di Girolamo, Riccobono, Scalavino, le finte, vuole il mancino, poi sul destro con la punta addirittura e Costanzo ancora una volta dopo aver visto anche l'inserimento di Salvaggio proprio davanti a lui. Ma Costanzo ancora una volta fa vedere di essere un portiere incredibile. Scalavino, Riccobono, Salvaggio con l'esterno, Di Girolamo, adesso Riccobono, Scalavino, sempre l'ultimo a mollare, Salvaggio, le finte con la suola, poi con l'esterno Scalavino cerca Riccobono che però non arriva, vuole il destro, ci prova adesso, doppia deviazione, rimessa laterale. Di Girolamo, poi viene tentato questo passaggio filtrante con Mariolo che capisce anche questo.
Scalavino, Ricco buono, larga il gioco, salvaggio, può puntare allo spazio, Pellegrino lo guarda in faccia. Poi col tacco, molto elegante, di Girolamo. Come il passaggio di Ricco Bono, riceve ancora il pallone centrale difensivo, Ricco Bono, cerca la punta! E deviazione, ancora calcio d'angolo, c'è spazio per quest'ultime azioni offensive, il forcing da parte delle tre Melupi. Con Scalavino e ancora una volta Mariolo, poi Ricco Bono. Sempre murato, come sempre, da Mariolo, onnipresente. Di Girolamo, ma con questa azione termina anche la partita. Finisce quindi con il risultato di 2-4 per l'Atletico Monreale, che fa un grande salto in classifica, perché adesso sicuramente si guarderà la partita tra Tremme Calcio a 5 e Real Sicilia, che potrebbe significare primato, ma occorre che chiaramente non vinca la formazione della prima squadra del Tremme Calcio a 5. Noi vi ringraziamo per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Gendoso di Sportisili è tutto.